Buonasera a tutti ragazzi, già avevamo parlato di questo mistero, in effetti ancora un altro, diciamo, segnale radio è arrivato da una galassia lontana. Diciamo che un team di scienziati sta rilevando nuovi, diciamo, segnali dallo spazio profondo. Gli astronomi hanno rilevato per la seconda volta, diciamo, consecutiva questo rumore che forse per loro proviene da qualche civiltà molto avanzata rispetto alla nostra. Diciamo che oltre la nostra a 1 miliardo di anni luce dalla Via Lattea, quindi ragazzi si parla proprio di cose lontanissime. Ma la cosa più brutta che è successa, se vi ricordate, è che quando hanno provato a parlare di questo argomento, vi ricordate, l'astrofisica è stata bloccata dalla BBC. In effetti stava spiegando che questi fenomeni, queste onde, diciamo, dallo spazio profondo, provenivano forse da una civiltà aliena molto lontana da noi e che non si può escludere che sia di forma extraterrestre. E intanto poi la BBC all'improvviso fece una sola cosa, mentre l'astrofisica parlava, stava spiegando di questi suoi segnali, la chiusero il collegamento subito. Quindi come l'astrofisica commentò che questi segnali forse erano sicuramente quasi di origine aliena, fu interrotto il collegamento, diciamo l'intervista, e disse vabbè allora sa, è caduta la linea, non fa nulla, proseguiamo, grazie per averci intervistato, tutte queste cose così. La signora giustamente la troncò in pieno, quindi già l'altra volta questa astrofisica è stata troncata in pieno dalla BBC, quindi a volte non so perché, diciamo, la BBC forse fa parte dei media manipolati, ciao avvocatella, e quindi diciamo nascondono sempre la verità, quindi diciamo che l'astrofisica non è l'unica a credere che la sua origine sia artificiale, quindi ci sono tanti professori di astronomia che hanno studiato poi questo, diciamo, rumore di fondo, e questa è stata censurata in effetti, quindi come sempre i media mascherano la verità. Già forse dicono gli alieni sono tra noi nella nostra società, quindi la signora disse, mi ricordo ancora come se, oh l'abbiamo persa, ma comunque ok, grazie forse per l'esistenza degli alieni, poi vedremo. Quindi la BBC come questa incomincia a parlare di... Sì, sì, avvocato, come questa ha incominciato a dire queste sono una civiltà avanzata, dice perché questo rumore di fondo proviene da qualche cosa di un macchinario, una cosa così, allora non può essere che è un rumore di spazio profondo, capisci? Che proviene da una stella oppure che proviene da un buco nero, sa, da qualche fenomeno della Via Lattea, dell'universo, quindi non è un rumore, diciamo, che proviene da qualche cosa che sta nell'universo, quindi è qualcosa di artificiale, quindi qualcuno l'ha prodotto. Come quella incomincia a dire così, ragazzi, puff, oh, è caduta la linea, dice quella della BBC. Vabbè, vi ringrazio per la vostra cosa sull'esistenza degli alieni, poi ci aggiorneremo. Cioè la signora stava continuando a parlare, solo che improvvisamente, guarda caso, si interruppe, diciamo, la diretta, perché quella era una diretta della BBC. Quindi, come sempre, i ragazzi poi dicono che noi facciamo i complottisti e pensiamo sempre a male. Quindi, diciamo che stavolta è successa per la seconda volta, solo che stavolta non è andata alla BBC, anche perché secondo me non la intervisteranno più a questo. Quindi, però, questa ragazza ha fatto questo aggiornamento e diciamo. No, si è ripetuto diciamo la stessa cosa, quindi però purtroppo dice non vado lì anche perché mi censurano. Dice, già la prima volta sono andata e ci hanno, come io stavo parlando, dice questa ragazza americana, mi hanno censurato in effetti dice. Adesso che vado a dire? Un'altra volta che sono arrivati altri due segnali. Dice inutile che io non lo dico perché tanto mi censurano. Come si prova a parlare di qualche cosa che non piace a loro, forse lei dice
forse i media proteggono queste cose. No, no, non avrà paura, no, però lei voleva, era stata invitata dalla BBC in effetti, quindi non è che aveva fatto questa scoperta e voleva dire che cos'era questa scoperta. Quindi però come incominciò a parlare di forme aliene extraterrestri, perché questa è una cosa artificiale, la troncarono subito. Quindi non si aspettavano forse che parlasse così, forse pensava solo che la ragazza si limitasse a parlare di questo rumore di fondo ricevuto due segnali, diciamo, strani diciamo, dallo spazio profondo e forse la BBC si pensava che terminava così, capì? Senza specificare nulla di che. Come questa dentro più nei misteri, diciamo, a dire guardate che questa cosa non proviene da un buco nero, non proviene da una stella, qualcosa di artificiale sta lontano miliardi di anni luce da noi, quindi una civiltà molto più progredita dalla nostra. Quindi come ha incominciato diciamo, a girarci intorno, è caduto alla linea, guarda caso, no? Quindi stavolta ha fatto solo, diciamo, l'articolo sul New Times, quello là scientifico del, diciamo, americano, l'ho fatto la traduzione, però non è andata in TV perché ha detto anche stavolta mi censurano direttamente, quindi sì, sì, sicuramente, la BBC dicono tutti quanti gli americani che altamente, diciamo, è per i media, quindi diciamo che no, no, sono 13 scienziati qua, non una, eh. Lei è andata solo a parlare di questo fatto, quindi non è che stava solo lei con la scoperta. 13 scienziati di ogni, diciamo, nazionalità e quindi però lei solo stava come, diciamo, era il capo e quindi è andata a fare l'intervista. Gli altri 12 stavano sicuramente, avrà detto i suoi nomi, quindi perché hanno fatto anche, diciamo, una rivista, sulla rivista scientifica è uscito questo articolo, quindi perciò la BBC poi l'ha intervistata. Però forse si credevano che questa parlava superficiale, cioè non si addentrava proprio nell'argomento vero e proprio. Allora. Un attimo solo, avvocato, che ho bloccato questo Michele Tenerelli che sta, diciamo, ho parlato prima con Jasmine, vuole i numeri di tutti su WhatsApp e non mi piacciono queste cose, quindi ciao ciao Michele, vai in un'altra parte a rompere e non ci scocciare. Quindi vabbè, ma so già chi è, quindi non ci penso proprio, quindi è stato subito bannato. Entra questo avvocato e ogni volta mi dai il tuo numero di WhatsApp, l'ha fatto pure con Jasmine prima e non gli ho detto nulla. Però allora ho visto, sì, sì, ma penso di sì, perché Jasmine anche gli ha detto, guarda, io ho una certa età e questo continuava, dammi il tuo numero di telefono, parliamo su WhatsApp, non sono cattivo. Ma sei entrata tu e hai incominciato con te, allora via, va a casa direttamente, buonanotte, quindi... Io, allora, finché diciamo uno ti cerca il numero e l'altro dice vabbè te lo do, allora io vedo che non la importuna, vabbè gli fa piacere pure a lei, però questo ce l'ha per vizio ogni volta, ma è uno nuovo, quindi già immagino chi sia, quindi è stato bannato subito, quindi ogni volta che faccio una diretta questo vuole i numeri di tutte le ragazze. Allora, se sei proprio, scendi, ce ne stanno tante, a quest'ora le signorine ci stanno in giro, scendi a voglia di giocare. Quindi cose pazze proprio qua, no, la gente veramente non sta bene. Comunque, dicevo così, secondo me sì, eh. E vabbè, ma se uno c'ha il vizietto, quindi, come si dice? Il coso bello si pavano, avvocate, così si dice. Tu lo sfizi, metti mano alla sacca. È sempre stata così, no? Come si dice? Che lo fa? Wingarrozzi gratis? Eh no, vabbè, questi cosi pazzi. Solo su YouTube, guarda, si vede di tutto, guarda, tutto e di più ci sta qua. È come a Facebook, uguale, la stessa cosa. Su Facebook arrivano proprio centinaia di amicizie, ma uno dice, ma chi sa chi sta?
Non so, a me quante richieste di amicizia sto, ma li metto in attesa, quindi li blocco. Sì, sì, ma su Facebook proprio arrivano tutti i giorni 20, 30, 20, 30, che poi non li conosci, dici ma chi sono? Quindi io li blocco, a parte che Facebook, guarda, io non lo uso proprio, al finale ci metto solo i video questi che pubblico, poi ho finito di mettere foto, sta roba qui, quindi non ci metto nulla. Quindi non lo uso proprio, lo tengo così, vorrei tanto cancellarlo, però dicono che è difficile, non si cancella, quindi lo tengo così e basta. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Quindi, come sempre, quando si scopre qualcosa che non piace ai media, interrompono e mettono proprio un paletto proprio davanti. Quindi, sia che siano UFO, che siano fantasmi, che siano esorcisti, al finale devono sempre bloccare tutto. E vabbè, ma è naturale, quindi ci sta pure chi non commenta, però salutiamo anche loro, quindi a volte io mi rendo conto che a volte vedo che ci stanno 50-60 persone, poi vado a vedere e le visualizzazioni sono 300-400, quindi sono persone che stanno in silenzio, ma un ringraziamento pure a loro, quindi non vogliono intervenire, vogliono solo ascoltare, vabbè, ci sta, uno mica, pure io a volte quando mi collego sulle dirette. Io ascolto solo se qualcuno mi saluta, dico uè, allora ciao, perché vede che entra e buonanotte. Anche se, diciamo, molti argomenti non mi piacciono, quindi deve essere qualcosa di sfizioso. Sì, sì, signore, stasera su WhatsApp con tutte le signore stasera. Non ne ha fatto passare uno, poi ha cominciato con Elena. No, una ragazza, un'astrofisica, diciamo, ha scoperto delle onde radio dallo spazio profondo, quindi sono segnali radio di origine extraterrestre. Questa qui già fu intervistata dalla BBC tanto tempo fa e fu bloccata mentre stava spiegando che questi segnali sono di origine artificiale, quindi la giornalista della BBC disse, oh, è caduta la linea. Quindi abbiamo detto che questa volta la ragazza ha fatto l'articolo sul giornale perché se va alla TV la bloccano di nuovo, quindi è inutile che ci va. Quindi diciamo che questo nuovo segnale radio è arrivato un'altra volta, solo che la ragazza non è andata alla BBC anche perché la bloccherebbero subito come apre la bocca, è caduta la linea, quindi stavamo commentando questo fatto qua. Diciamo che altre prove, diciamo, di qualcosa di artificiale a miliardi di anni luce da noi, quindi provenienti da una cosa artificiale, quindi non da un buco nero, che ne so, da una stella che è esplosa, una supernova. Quindi è quello che volevo. Però la ragazza quando andò l'anno scorso in TV, sì, sì, allora la bloccarono, quindi un canale rivale, sì, ho capito, avvocate. Sì, vabbè, ma questo è qua, sai che cos'è? Questa era stata invitata dalla BBC, aveva fatto questa scoperta e l'aveva messa su Scienza e Natura, quello là americano, no? Sulla rivista, quella scientifica. La BBC l'ha chiamata per l'intervista, quella non è che c'è andata da sola, capito? La BBC l'ha chiamata per avere l'intervista da lei. Poi, quando ha incominciato ad approfondire un po' di più la cosa, questi la bloccano. Quindi capisci? Cioè, non è che quella voleva andare in TV, quella è stata invitata. Ha detto, vabbè, io l'ho scoperta, quindi la posso anche dire. Mo ti dico subito come si chiama. C'è un nome strano, quindi non voglio sbagliare perché qua è tutto in inglese, quindi la voglio trovare. Allora, eccolo qua. Ah, Elizabeth Person. Elizabeth Person è questa qui. Questa è un, diciamo, sono 13 scienziati astrofisici e sono canadesi, ragazzi, quindi del Canada. Sì, allora, team di scienziati canadesi ha rilevato 13 nuovi fast radio burst, cioè segnali radio, quindi si chiama così.
Quindi ragazzi vi auguro buona segnata, sento a me. Buona serata e ci sentiamo più tardi, vediamo se trovo qualcosa di misterioso. Quindi per chiudere con Avvocatella a livello di terrore. Quindi voglio vedere se trovo qualcosa sempre di misterioso. Quindi dopo poi mi cercherò qualche film di paura. Quindi non so che vedere più. Qua ho visto quasi di tutto. Ma sempre qualcosa trovo. Ieri sera, avvocato, per ripetere, mi sono visto Ten un'altra volta. Oramai me li so a memoria, oramai. Questo l'avevo visto, ho detto vabbè, me lo vedo un'altra volta. Vabbè, ragazzi, buona serata e ci sentiamo o dopo con qualche mistero oppure domani. Mo vediamo se riesco a trovare qualcosa di bello, però.